Anche una condizione diversissima in ciascuna casa, in ciascuna città, in ciascun paese. È un anno e un giorno dedicato alla donna come Giornata Internazionale della Donna, dal 1975, dopo una storia lunghissima in cui le donne nella società industriale dell'Ottocento e nella società che usciva da una condizione feudale nell'est dell'Europa, hanno cominciato a riflettere sulla propria condizione, meno quella parità con gli uomini, a partire, io lo ricordavo qualche anno fa, dal diritto di voto, perché il diritto di voto non era ancora consentito. Sono dati statistici che ci dicono che rispetto al diritto le donne devono fare ancora uno sforzo doppio o triplo per avere il riconoscimento. Stasera abbiamo due ospiti che sono due eccellenze nel campo di quelle che noi abbiamo chiamato le arti della tradizione femminile. Sono due sorelle che vengono da Sant'Antioco. Pensate che per venire da noi, si sono fatte tutta la strada, non a piedi, si sono fatte accompagnare. Sono venute con l'elicottero personale, hanno atterrato nel parcheggio dell'Interfan. Ci hanno portato un bagaglio che sembra un libro di fiabe aperto, voi li potete vedere in tutta la loro ricchezza di colori, in tutti i disegni che sono quelli della tradizione di Sant'Antioco, una tradizione che, come in ciascuno dei paesi della Sardegna, mantiene uno strettissimo legame con la vita delle persone, la vita della nascita, del matrimonio, la vita della celebrazione degli eventi principali, che si esprime attraverso il colore e che si esprime attraverso le forme delle donne che qui vedete rappresentate, le forme delle decorazioni dei fiori, le forme della geometria. A me fa pensare agli antichi disegni di Micene, gli antichi disegni di Cnosso, gli antichi disegni del Mediterraneo, che con tutti i colori del mare, del cielo, dei fiori. Hanno ricevuto una tradizione da una maestra della tessitura, forse da più di una, di quando la tessitura era la necessità di tutte le donne, perché i prodotti della casa si preparavano al telaio domestico. Hanno ricevuto questo insegnamento prezioso insieme, tra di loro, ma in privato, per così dire, pur di mantenere alto il ricordo e la competenza e la conoscenza di questa tradizione al telaio. Allora io non tolgo a loro lo spazio più, loro hanno saputo e che sono contenti di tramandare come loro l'hanno ricevuta. Quindi lontano dai grandi circuiti, dai grandi fracassi commerciali, lontano da chi ne farebbe opera di pubblicità o di luogo, ma quasi in un modo umbratile, quasi in un modo sotterraneo, come se ci fosse una trasmissione di una conoscenza quasi sacrale della loro arte. Loro sono qui. Noi vorremmo presentarci, iniziando da piccole. Queste due bimbe che vedete siamo noi, siamo le due, questa fotografia è la nostra maestra di tessitura, la signora, la maestra Leonilde Nereu di Sant'Antioco. Lei ci ha insegnato tutto quello che ci poteva insegnare su tutto quello che riguarda il telaio. Nel 1983, insieme ad altre ragazze, abbiamo costituito una cooperativa. Questa cooperativa ha avuto vita sino al 2006. Abbiamo partecipato a vari corsi, abbiamo fatto un paio d'anni di corsi per imparare. Come ce l'hanno insegnato, abbiamo questi attrezzi, un tempo di quasi una settimana per la preparazione. Giusy? Se va bene. Cavallo col cavaliere, cioè la vita tradizionale, la festa in sé. Anche questo è un motivo del matrimonio antiopense e questo qui lo chiamiamo sì. Perché abbiamo portato i nostri lavori, noi li abbiamo fatti conoscere anche oltre la Sardegna. I nostri lavori sono molto apprezzati
sono lavori che richiedono molto lavoro, uno di cui ne siamo orgogliose insieme alle altre ragazze della cooperativa, è questo arazzo, tutto in lana sarda, con il centrale fatto in filo in oro. Questo signore si chiama Italo Diana, nasce a Sant'Antioco nel 1890, muore nel 1957 e viene conosciuto perché riesce a riportare la tradizione della lavorazione del bisso dopo 20 secoli. È stato l'unico maestro ad aprire una scuola di bisso. Quest'uomo sin da piccolo è stato allevato, è rimasto orfano, quindi è stato allevato da delle cuite zie, e queste zie lavoravano a telaio, quindi lui, guardandole, si innamora e alla fine apre una scuola di tessitura dove vanno le ragazze di Sant'Antioco ad imparare. Che all'età di 15 anni entra a far parte della scuola di Italo Diana, ci indicava perché noi riuscissimo a realizzare questo filamento così prezioso, giusto in tutti i suoi passaggi. Risulta quasi impalpabile, con dei filamenti d'oro, e diventa un tessuto molto pregiato. Il telaietto in bisso, perché noi volevamo capire, sì, ci siamo riusciti a fare il filato ordito e filato per tutto assieme, come verrà? Ci siamo messi e abbiamo realizzato questo telaietto, anche il pettine tutto fatto a mano, e abbiamo fatto trama e ordito in bisso. È venuto non come noi speravamo, è venuto un po' grosso. Noi vorremmo arrivare, purtroppo bisso non ce n'è, a realizzare quel tessuto molto fine e delicato come lo facevano una volta per realizzare gli scialli. Questo è l'arazzo che avete qui davanti a voi, che abbiamo consegnato al nostro parroco per una promessa che avevamo fatto al nostro santo patrono Sant'Antioco. Questo è un arazzino che abbiamo donato al museo etnografico. La lavorazione del bisso e dei manufatti antichi. Noi in pratica abbiamo insegnato anche questi ragazzi a rilevare da dei tessuti vecchi, diciamo anche rotti, a rilevarne il disegno, a ricostruirlo. Veniamo invitati a Lecce al primo congresso internazionale sul bisso marino e porpora, promosso dal Centro Tessile dell'Università di Copenaghen in collaborazione col Dipartimento dei Beni Culturali e il Centro Tessile di Didattazione e Diagnostica dell'Università di Salento. Questa grande studiosa, Felicita Mailer, 30 anni che studia il bisso, che ha voluto fare questo congresso per far capire a tutti gli studiosi di tutto il mondo come venivano realizzato, cioè loro non riuscivano a capire. Dice: abbiamo studiato tanti anni, vediamo sempre i tessuti già tutti fatti, ma come viene fatto poi da questo ciuffo sporco, come viene fuori il filato, il filamento? E allora Felicita ci invita, andiamo, e lì abbiamo spiegato e mostrato tutta la lavorazione sino ad arrivare ad ottenere il filato. Grazie.